E stiamo facendo dei lavori ottimi risultati ne stiamo ottenendo facendo veramente degli ottimi lavori. Grazie ai cittadini di Verona che ci aiutano in questo. E dopo aver parlato con il presidente di AMIA, il nostro viaggio prosegue, sempre all'interno dell'azienda AMIA, ma dove gli autobus di ATV fanno rifornimento. E abbiamo visto la stazione di rifornimento di ATV del gas metano per gli autobus. Una flotta importante come la nostra ha bisogno di di un impianto di rifornimento dedicato. In questo impianto, grazie a una convenzione, riusciamo a rifornire anche i compattatori e i mezzi a metano di AMIA, quindi in tutto sono circa 160 veicoli a metano per il trasporto pubblico e per la raccolta rifiuti che vengono riforniti lì e che servono la città a bassissimo impatto ambientale. Parlando di bassissimo impatto ambientale, si arriva al motivo della giornata di oggi. Siete premiati per che cosa? Siamo premiati per anni e anni di impegno, credo con buoni risultati nel ridurre l'impatto ambientale. Abbiamo portato avanti con costanza un progetto di metanizzazione della flotta molto apprezzabile e che sta dando ottimi frutti. Facciamo quasi il 70% della percorrenza urbana con veicoli a metano in classe di emissioni EEV, che oggi è ancora la classe di emissioni migliore in assoluto presente per i veicoli pesanti. E comunque anche dove non possiamo andare a metano, quindi negli autobus extraurbani, privilegiamo mezzi a bassissime emissioni come quello su cui abbiamo fatto il giro, che è un autobus a gasolio ma sempre in classe di emissioni EV. E per il futuro, obiettivi quali sono? Gli obiettivi sono di continuare su questa strada. Noi facciamo un lavoro che per nostra missione tende a ridurre l'inquinamento, perché portiamo per tante persone su un unico veicolo che diversamente sicuramente avrebbero un impatto ambientale molto maggiore se andassero in motorino o in auto. Quindi è nel nostro DNA quello di ridurre l'impatto ambientale. Quindi la prima cosa da fare è esserci e fare un buon servizio, e questa è la forma di disinquinamento maggiore che noi possiamo fare. Poi cerchiamo di farla anche con mezzi al minore impatto ambientale possibile, compatibilmente con la tecnologia che c'è e con gli investimenti che possiamo fare. E ad essere premiata anche a GSM per aver puntato sullo sviluppo delle energie rinnovabili con l'inaugurazione di uno dei più grandi impianti fotovoltaici del nord Italia sui tetti del consorzio ZAI. 71.000 metri quadri di superficie, una potenza di 3,7 megawatt capace di soddisfare le necessità di 1.240 famiglie con un risparmio netto di 1.860 tonnellate di anidride carbonica in atmosfera. E altre realizzazioni importanti sono state fatte da GSM con la collaborazione e partecipazione di GSM? Per esempio nell'Appennino tosco-emiliano abbiamo delle pale eoliche che funzionano veramente in maniera importante, abbiamo un progetto a Rivoli Veronese, sempre impianti